Se non lo diciamo noi, che la Sicilia è terra di Archimede, loro pensano che lo dicano gli inglesi o i francesi o i tedeschi, nessuno lo dice. Quello che ha fatto Archimede è incredibile. Se non siamo noi siciliani a dire queste cose, non le dice nessuno. Come mai il mondo riconosce all'Inghilterra, all'United Kingdom, di essere la patria di Newton? Perché gli inglesi si sono battuti per questo. Io ringrazio il Presidente per aver richiamato alla mia attenzione questi grandi problemi che riguardano l'identità culturale della nostra Sicilia. All'Assemblea regionale la responsabilità di far capire a tutti che la Sicilia non è terra di mafia, è terra di Archimede, ma ripeto, bisogna far capire che cosa ha fatto Archimede e bisogna farlo capire a tutti. Io ho fatto, come loro sanno, il giro del mondo per motivi scientifici e vi assicuro che nel mondo Archimede è considerato greco. Quando io dico è nato a Siracusa, dico zii, vai, lascia perdere. Come lascia perdere? È nato a Siracusa. Archimede è siciliano, non è greco. Finché l'immagine della Sicilia nel mondo sia associata a un intelletto che nel corso di più di 10.000 anni è riuscito a capire cose che nessuno aveva mai capito.